Molte organizzazioni hanno sfidato questo divieto, ma anche tanti cittadini ventimigliesi. Controllate, sono poi le attività di mutualismo contro l'organizzazione del pronunciamento della visibilità che per fortuna abitano a Ventimiglia ma sono solidari con i migranti. Normalmente come abbiamo visto ieri, sono preso la petizione. Chi sequestra la persona, chi sequestra il nobile va condannata perché i paesi